adesso era una sua presentazione innanzitutto. Roberto Molinari, 56 anni, sono attualmente assessore regionale all'istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione della Regione Autonoma di Venezia Giulia. Vengo da un percorso di diversi anni di impegno nelle istituzioni, da ultimo 15 anni di consiglio regionale. Nel contempo ho fatto anche altre cose, ho fatto il sindaco del mio paese, Colore del Monte Albano, dove sono residente dalla nascita per un po' di anni, 24 per l'esattezza. Mi sono occupato anche di sanità con un impegno nelle unità sanitarie locali all'inizio degli anni 80, quando sono state, avviato il servizio sanitario regionale. Mi sono anche occupato molto di istituzioni locali, quindi sono stato presidente della comunità collinare del Friuli, che è quella realtà che comprende 16 comuni del territorio collinare. Come professione sono un direttore dei servizi generali amministrativi di un'istituzione scolastica, attività che ho fatto fino al 1993, quando sono stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale. Veniamo al dunque, quali sono i 3 temi più importanti su cui intende impegnarsi? I temi dipendono da quella che è la condizione oggi del Friuli Venezia Giulia, ma direi anche del nostro sistema paese, in quanto credo che l'esperienza parlamentare debba essere anche un momento di sintesi, di rappresentatività di quelle che sono le aspettative di un territorio, d'altra parte anche tener conto che in un sistema Italia i temi devono essere i temi di interesse generale. I temi possono essere 3, ce ne sarebbero di più, ma diciamo 3 in termini prioritari. Sicuramente quello del lavoro è il primo tema al quale destinare tutta l'attenzione possibile, perché attorno al tema lavoro, che non è solo il lavoro per i giovani, ma è anche il lavoro per chi l'ha perso, soprattutto per le persone di mezza età, significa impostare un'azione che ha a che fare con la dimensione delle attività produttive. I posti di lavoro non si creano per legge, si creano mettendo le imprese nelle condizioni di poter fare il loro lavoro, soprattutto le piccole e medie imprese, e quindi quando si parla di lavoro si parla anche di quelle che sono le azioni che a sostegno dell'economia reale. Un secondo tema è sicuramente quello della famiglia. La famiglia è il fondamento della nostra coesione sociale. Finalmente a livello nazionale c'è stato, proprio per iniziativa del governo Monti, un piano nazionale della famiglia, però un piano che senza risorse, o con risorse scarsissime. Si tratta partendo da quel piano, di sviluppare un'azione compiuta a livello nazionale che abbia a che fare anche con una dimensione che è quella della fiscalità, quindi il rapporto tra fisco e famiglia, che è uno dei temi che non abbiamo mai potuto affrontare in Friuli Venezia Giulia, dove peraltro in questi anni abbiamo fatto una politica per la famiglia abbastanza consistente. Il terzo tema è quello istituzionale, intendendo come istituzionale una rivendicazione di quella che è l'autonomia. L'Italia è il paese delle autonomie, io sono convinto che anche nei momenti di difficoltà come questi le soluzioni si passano attraverso un ampliamento di quella che è la corresponsabilità, quindi portando le autonomie a fare il loro lavoro, a partire dall'autonomia speciale del Friuli Venezia Giulia, e non con percorsi a scorciatoia di neocentralismo, che sono quelli che abbiamo visto in questi ultimi 12 mesi. Di famiglia ci ha già parlato, ci ha già accennato qualcosa, ma veniamo al punto matrimonio. Lei difenderà la famiglia naturale, quindi uomo-donna, fondata sul matrimonio, come indica la Costituzione? Ma per me la famiglia è quella dell'articolo 29 della Costituzione, non ci sono altre famiglie. Ci possono essere altre forme di convivenza, ma non hanno sicuramente il titolo di famiglia. C'è la libertà di ognuno di fare quello che ritiene più opportuno, ma nel momento in cui pensiamo e vogliamo fare un'azione in favore della famiglia, quella è quella composta da un uomo e una donna legati dal vincolo di matrimonio. Per quanto riguarda la fine vita, invece, su quali criteri, secondo lei, fondare una nuova legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento? È uno dei temi in
cui c'è un coinvolgimento anche personale, credo da parte delle persone più alto in questo momento. Si tratta di trovare una sintesi tra diverse proposte che ci sono. Io credo che ci sia, per chi è cattolico, sicuramente anche la rivendicazione di una dimensione della vita che va ben oltre quella che è la sua naturalità, e quindi da questo punto di vista io credo le proposte che la nostra forza politica del di centro ha fatto fino a questo momento saranno anche le mie proposte. La denatalità è uno dei grandi problemi anche della nostra regione. Secondo lei qual è l'approccio da avere per questo gravissimo problema? E poi è favorevole alla proposta del forum delle associazioni familiari di destinare alla famiglia almeno l'1% del PIL? Allora, il tema, diciamo subito che per quanto riguarda il forum, io ho sottoscritto il manifesto che loro hanno proposto per quanto riguarda i candidati alle elezioni politiche, quindi condivido in toto quelle che sono le loro proposte, anche perché con il forum dell'Associazione Familiare del Friuli Venezia Giulia in questi anni come assessore alla famiglia abbiamo fatto proprio dei pezzi di strada insieme, quindi credo che c'è anche una, diciamo così, una consuetudine per quanto riguarda i temi. Il tema della denatalità è un tema che va affrontato in termini ampi. Non funzionano solo gli assegni di natalità, non funzionano solo diciamo così, misure unilaterali. Si tratta di creare una società amica della famiglia, all'interno della quale ci siano delle azioni concrete che consentano alle famiglie che scegliono di fare figli di non partire con una penalizzazione, chiamiamola così, a monte, cioè i figli sono una risorsa per la comunità, non sono una dimensione, chiamiamola così, un peso per la famiglia stessa. Quindi sicuramente azioni che hanno a che fare col mondo del lavoro, favorendo il part-time, favorendo il rientro nell'ambito di quella che è l'attività lavorativa dopo la maternità, ma anche delle azioni che hanno a che fare con le famiglie stesse, con la loro capacità di organizzarsi e di produrre servizi per se stessi e per gli altri. Quindi la denatalità si può combattere e in parte superare creando un clima positivo dal punto di vista culturale, ma anche delle risposte, chiamiamole concrete, per quanto riguarda i servizi che oggi sono a supporto. Tema della sanità, un tema che lei conosce abbastanza da vicino. Quale assetto secondo lei del sistema sanitario è necessario e quale assetto anche del sistema di protezione sociale? Io sono convinto che la strada che il Friuli Venezia Giulia ha affrontato dal 1997, che è quella di una responsabilizzazione delle diverse realtà territoriali e regionali italiane su questo tema, che poi è diventato insomma, patrimonio di tutte, sia la strada giusta. Quindi non una visione centralista ma una visione delle autonomie, fermo restando all'interno di una cornice che è quella del piano sanitario nazionale. Non ci sono diciamo, ricette miracolistiche. Da una parte noi dobbiamo mantenere una qualità dei servizi a disposizione dei cittadini facilitandone l'accesso, perché questo è uno dei temi che oggi qualche volta viene meno, dall'altra parte dobbiamo lavorare su quella che è l'organizzazione, trovando anche a fronte delle nuove tecnologie che vengono inserite nel sistema sanitario quella che è la migliore organizzazione nell'ambito del territorio. Certamente da questo in Friuli Venezia Giulia percorsi di questo tipo ne abbiamo già fatti e altri devono essere ancora diciamo, realizzati. Non credo che lo Stato, come sta facendo purtroppo da ultimo con il decreto Balduzzi, possa inserirsi in quella che è una dimensione dell'organizzazione della salute a livello locale che invece è di competenza della Regione. Assessore Molinaro, la montagna muore, allora quali sono le politiche che si possono applicare per ovviare a questo problema? L'obiettivo deve essere quello di creare le condizioni perché le persone, le famiglie restino in montagna. Quindi ci possono essere nell'ambito di progetti di sviluppo anche delle scelte differenziali, chiamiamole per quei territori, quindi possiamo fare degli investimenti mirati. Ecco, certamente credo che la strada sia quella di valorizzare ciò che quel territorio ha. Sia dal punto di vista naturale, sia dal punto di vista ambientale, sia dal punto di vista anche dell'attrattività turistica. Non funzionano le operazioni fatte da fuori che poi lasciano il tempo che trovano, cioè azioni di nuova industrializzazione o altre realtà, lo abbiamo visto anche in questi anni in Friuli Venezia Giulia, non sono quelle che fanno la differenza. Quindi
in una dimensione, chiamiamola nazionale, nella quale ci possono essere sicuramente anche degli incentivi di carattere fiscale che peraltro c'erano e non sono stati poi mantenuti, che stanno nella competenza dello Stato, ma poi c'è tutta un'azione di sviluppo che il sistema delle autonomie, dalle regioni ai comuni possono portare avanti, proprio centrato sulla valorizzazione di quelle che sono le risorse. La specialità invece della nostra regione, del Friuli Venezia Giulia, va difesa secondo lei e con quali contenuti? La specialità è un dato che noi abbiamo, che oggi è messa fortemente in discussione non solo quella del Friuli Venezia Giulia, tutta la dimensione delle autonomie nel nostro paese ha questo tipo di trattamento, soprattutto nell'ultimo anno. Sicuramente la specialità va rinnovata nel senso che noi dobbiamo trovare nella condizione attuale due elementi almeno che sono elementi di attualità. La specialità non è una sorta di barriera nella quale diciamo facciamo noi da soli e poi non facciamo. Ci sono due elementi di fondo, credo che possiamo davvero mettere come elementi a giustificazione di una responsabilità diversa rispetto a quelle delle regioni italiane. Sicuramente quello del tema delle minoranze linguistiche è un tema che c'era nelle origini e c'è in questo momento in termini di valorizzazione di questa diversità e quindi anche con una serie di conseguenze che ci sono nell'organizzazione poi dei servizi, penso ad esempio a quello della scuola, ma soprattutto credo ci sia anche un'altra dimensione, che è quella che il Friuli Venezia Giulia può e deve, utilizzando la sua posizione geografica particolare, svolgere un ruolo per l'intero sistema paese di connessione con quello che è il centro-est Europa. Quindi in questo riconoscimento di una funzione per l'intero Paese sta anche chiamiamola così, un di più che noi possiamo avere e mantenere, che è ad esempio tutta la potestà primaria in materia di attività economiche. Quindi non solo una specialità che serve al Friuli Venezia Giulia, ma una specialità rinnovata che è al servizio dell'intero Paese. Una domanda è anche dedicata alle lingue e alle culture del Friuli Venezia Giulia, lei ci ha già accennato qualcosa. Sono una risorsa secondo lei? Vanno difese come? La prima cosa è che noi quando parliamo di lingue o di minoranze linguistiche dobbiamo sempre avere presente una dimensione europea nella quale siamo collocati. In Europa ci sono circa 50 milioni di persone su 450 che parlano una lingua diversa rispetto a quella ufficiale. In Friuli Venezia Giulia abbiamo 3 minoranze linguistiche riconosciute, per noi sono una ricchezza, ma non solo una ricchezza in termini di presenza, ma anche in termini di riferimento da valorizzare. Credo che tutto ciò che noi possiamo fare in termini di mantenimento e di accrescimento di questa dimensione è un di più che supporta peraltro anche quella che è la dimensione istituzionale. Noi troppo spesso ci dimentichiamo ad esempio che la nostra specialità è supportata proprio anche dalla presenza di minoranze linguistiche, quindi non è solo un'azione istituzionale che dobbiamo fare, ma qualcosa che caratterizza questo territorio, diciamo con delle azioni organiche. Forse quello che è mancato oggi è quello di dover intervenire sempre con progetti che cominciano e finiscono, anziché un'azione di quotidianità in cui le minoranze sono una cosa assolutamente normale e non una conquista, chiamiamola così, che si deve portare avanti. Parliamo di giovani, allora innanzitutto le chiedo se è favorevole a dare la cittadinanza ai figli giovani di immigrati nati in Italia. Assolutamente sì, lo ius soli secondo me è una delle cose che dovrebbe essere affermata in questo paese: chi nasce qui ha diritto di essere cittadino italiano da subito, senza aspettare i 18 anni o altre cose. E poi che cosa si può fare per favorire l'occupazione dei giovani? L'occupazione dei giovani è una di quelle attività che non si può, chiamiamola, affrontare in termini diretti, cioè anche qui bisogna lavorare in termini di sistema. C'è innanzitutto un tema di fondo che è quello di connettere quello che è il momento dell'istruzione e della formazione dei giovani con quelle che sono le esigenze del mercato del lavoro. C'è un problema di orientamento, c'è un problema di scelte, siamo ancora indietro rispetto a questo. Basta dire che da una parte abbiamo dei diplomati tecnici che sono la metà di quelli che servono al mondo delle imprese, e dall'altra parte abbiamo
una percentuale di laureati che è la metà di quella che dovrebbe essere il parametro europeo, quindi vuol dire che c'è qualcosa da mettere a posto nei nostri sistemi per renderli assolutamente appetibili. D'altra parte il tema dell'occupabilità è legato alle condizioni che si creano, quindi noi possiamo sicuramente immaginare che ci possano essere diciamo così, delle condizioni in disfavore per quanto riguarda le imprese per l'assunzione di giovani, però queste non funzionano se non sono inserite in un contesto, chiamiamolo così, di ripresa produttiva. Quindi dobbiamo lavorare perché ci sia un sistema di imprese che funziona e all'interno di questo sistema di imprese che funziona, con una serie di costi abbattuti per quanto riguarda la burocrazia, per quanto riguarda il costo del lavoro, anche degli interventi specifici che riguardano, diciamo, l'assunzione di giovani per periodi medio-lunghi. Credo che un dato poi che va tenuto presente è quello della flessibilità. Per assurdo ci siamo trovati in questi ultimi anni a rincorrere l'occupabilità diciamo così, in pianta stabile, penalizzando notevolmente quella che è invece l'occupabilità temporanea che è stata anche con la recente riforma del lavoro gravata da una serie di ulteriori oneri che fanno sì che non ci sia né l'occupabilità, chiamiamola a tempo indeterminato perché le condizioni economiche non lo consentono, ma neppure quella a tempo determinato perché alla fine costa tantissimo e quindi nessuno lo fa. Concludiamo in bellezza, parliamo di costi della politica. Che cosa manca da fare? Da seguire quello che ha fatto il Friuli Venezia Giulia. Noi abbiamo detto che il Consiglio regionale si è impegnato all'unanimità su questo, a ridurre il numero di consiglieri, e siamo l'unica regione italiana che l'ha fatto concretamente. Credo che un'operazione di questo tipo si possa assolutamente fare anche a livello nazionale, quindi con una riduzione del numero di parlamentari da subito. D'altra parte c'è poi anche una serie di cose che sono state fatte in questo anno, che sono molto pubblicizzate, che riguardano già una riduzione di indennità e di quant'altro che si può assolutamente mantenere nel tempo. La differenza però è legata alla fine alla responsabilità dei singoli. Le istituzioni non sono qualcosa che appartiene a qualcuno, appartiene a tutti e quindi il modo con il quale si utilizzano è legato alla responsabilità delle singole persone. Noi abbiamo assistito ad episodi assolutamente inaccettabili che non sono perché la politica è male, ma perché chi fa politica ha usato male quelle che sono le risorse e la responsabilità che gli è stata affidata. Ci fa qualche esempio? Sicuramente quando chi utilizza le risorse che riguardano la promozione dell'attività dei gruppi consigliari per andare a fare la spesa in macelleria o per pagare i costi della discoteca, e parlo di cose che stanno succedendo in Friuli Venezia Giulia, non mi pare sia un utilizzo appropriato di quelle risorse. Roberto Molinaro, grazie per essere stato con noi su Radio Spazio 103. Grazie a voi.